Maxi tamponamento sulla statale 131 Paoli Latino, Sardegna divisa in due questa mattina. 5 veicoli coinvolti, traffico paralizzato verso Cagliari. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Iscriviti al canale e lascia un like. Sulla statale 131 basta un incidente per fermare tutta la Sardegna ed è importante capire cosa sta succedendo. L'incidente è avvenuto sulla statale 131 Callo Felice, al chilometro 119 nel territorio di Paoli Latino, in provincia di Oristano, in direzione sud verso Cagliari. Coinvolti un mezzo pesante e 4 automobili, in quello che viene definito un maxi tamponamento. Ma come ha fatto un solo incidente a bloccare completamente la Sardegna? La statale 131 è stata chiusa temporaneamente, con code chilometriche e traffico deviato sulla viabilità provinciale, con rientro possibile solo al chilometro 104. Sul posto sono intervenute la Polizia Stradale di Oristano per i rilievi e le squadre ANAS per la gestione dell'emergenza. Nonostante la gravità dell'impatto si registra un solo ferito, che ha rifiutato il ricovero in ospedale, mentre le cause del maxi tamponamento sono ancora in fase di accertamento. La circolazione è tornata alla normalità solo in serata, dopo ore di disagi su una delle arterie più importanti della Sardegna. Seguimi per restare informato su quello che succede ogni giorno in Sardegna. Secondo te, sulla statale 131 servono più controlli o interventi strutturali per evitare questi incidenti? Grazie per aver visto e spero apprezzato questo video. Un saluto e passa una stupenda giornata.